Buongiorno e benvenuti a questo speciale 24 Sicilia Focus dedicato ai bronzi di Riace che abbiamo chiamato Il Re Nudo. Perché di questo titolo lo scoprirete soltanto alla fine della trasmissione se ci accompagnerete. Poi il sottotitolo è Un mistero siciliano. È un vero e proprio mistero, un giallo archeologico, quello che ruota attorno ai bronzi di Riace e le due statue greche ritrovate al largo delle coste calabresi nell'estate del 72. Due capolavori attorno ai quali permane da tanto tempo un alone di mistero, una cortina di dubbi. Innanzitutto sul numero, sono davvero solo due o erano tre o cinque, addirittura di più? E poi a prendere corpo sempre di più in questi ultimi anni è la pista siciliana, un'ipotesi che ci porta a Siracusa. Una sorta di cold case, visto che sono passati oltre 50 anni, che ha appassionato tanti, ma soprattutto, devo dire, il nostro ospite Anselmo Madeddu, medico, presidente anzi dell'Ordine dei Medici di Siracusa, qui però nella veste di scrittore, autore di questo libro, Il mistero dei guerrieri di Riace, e che ha messo assieme tutte le teste di questo puzzle per comporre appunto un mosaico ancora da interpretare. Intanto benvenuto. Buonasera a lei, buonasera a tutti i telespettatori di Telecolor. E poi in collegamento abbiamo la collega Laura Valvo, giornalista, caposervizio della redazione di Siracusa del quotidiano La Sicilia, che ha seguito molto bene la vicenda. Avete pubblicato tantissimi articoli proprio su questo giallo. Buon pomeriggio Lorena, buon pomeriggio Anselmo, buon pomeriggio a tutti voi. Allora, con questi due ospiti commenteremo, intanto vediamo tutti assieme la prima parte di questo speciale dedicato soprattutto ad alcuni dei testimoni che abbiamo rintracciato e poi la commentiamo assieme. Vediamo. Quando emersero dall'acqua come Venere e vennero esposti al pubblico qualche anno dopo, i visitatori rimasero a bocca aperta. Due statue greche di rara bellezza, in ottimo stato di conservazione, con dettagli finemente cesellati. La Calabria li elesse a proprio simbolo. L'Italia innamorata non si fece troppe domande su questo regalo del mare. Senza nome, senza storia, li chiamarono statua A e statua B per tutti i bronzi di Riace. Bello impossibile. Ma chi sono davvero? Eroi, guerrieri o tiranni? Due capolavori dell'arte greca circondati da sempre da un alone di mistero. Ma di dove sei? Sono di Augusta. Ah, di Augusta. A Brucola abbiamo pescato i bronzi cosiddetti di Riace. Fino a tre l'ho visti. Fino a tre l'ho visti, due coperte e una scoperta. E me ne ricordo una che ci mancava l'occhio, proprio me lo ricordo bambino. Erano davvero solo due e sono rimasti 2000 anni sui fondali di Riace, ad appena 9 metri di profondità? Oppure qualcuno ce li ha portati? È l'ipotesi siciliana, rafforzata da una serie di testimoni e da nuovi studi scientifici. Le statue vengono scoperte il 16 agosto del 72 nel mare calabrese, il ritrovamento del secolo realizzato in modo casuale da un subdilettante. Già negli anni '80 però gli archeologi americani Holloway e McCann ipotizzano che i bronzi di Riace siano stati trovati nel mare siciliano e poi nascosti nei fondali calabresi da archeotrafficanti pronti a rivenderli all'estero, ma qualcosa andò storto. Parliamo con il signor Enzo, la chiamiamo così anche se non è il suo vero nome. Lei entrò in contatto tanti anni fa con questo personaggio, un personaggio importante con legami sia con l''ndrangheta che con la politica. Lo conobbe in Sud America, vi siete frequentati per motivi di lavoro. E come uscì questo argomento dei bronzi? L'argomento dei bronzi uscì che a un certo punto, un giorno, all'inizio comunque, mi disse: dice, ma tu sei siciliano? Dice, lo so, ma di dove sei? Sono di Augusta. Ah, di Augusta. A Brucola abbiamo pescato i bronzi cosiddetti di Riace. Ah, i due bronzi li avete presi a Brucola? Gli ho detto io. Dice, no, 5 statue e 2 leoni. Questo
Io siccome già cominciavo a capire che questo qui era un tipo pericoloso, non ho fatto domande, così come me l'ha detto, così l'ho registrato nella mia mente. E lei per tanti anni si è tenuto dentro questa verità, perché poi ha deciso di tirarla fuori? Perché poi non ho più sentito parlare, ho avuto altro da fare. A un certo punto l'ho tirata fuori quando ho letto dai giornali che il Ministero della Cultura stava finanziando altre ricerche in mare a Riace. Io, sapendo che a Riace non c'è niente, non sono stati pescati a Riace, ho cercato di contattare a qualcuno che si occupava dei bronzi per comunicargli che questi soldi del Ministero erano soldi rubati, perché i bronzi erano stati pescati a Brucoli, dettomi da colui il quale ha diretto tutto il trasporto verso la Calabria, per poi hanno venduto tutto il resto, sono rimasti questi 2 bronzi, gli altri già l'hanno venduti. E lei le ha detto anche a chi li hanno venduti? Non lo so io, non l'ho chiesto, neanche me l'ha detto. Come può aver avuto questo potere, questo personaggio di tirare fuori i bronzi, trasferirli, di fare tutta questa operazione clandestina? Quanto potere aveva? Diciamo che in questo caso si è occupato di archeologia perché c'era da guadagnare, ma poi lui si occupava soprattutto di politica, massoneria, mafia siciliana, 'ndrangheta, mafia napoletana. Un intoccabile. Non Riace ma Brucoli, non 2 ma 5 statue, e non è l'unica a sostenere questa tesi. Nell'estate del 71, dunque un anno prima del ritrovamento ufficiale, Mimmo Bertone è un bambino di 10 anni, ma ricorda bene quella barca che approda di fronte al Trotilon, il ristorante di Brucoli gestito dal padre, diventato nel tempo cenacolo di artisti ed esploratori e oggi in abbandono. Io ero proprio qua che stavo giocando a pallone e ricordo che era un martedì che eravamo chiusi per riposo settimanale. Palleggiavo come tutti i bambini, papà dentro che dipingeva. È arrivata una barca, io mi sono girato perché sentivo chiamare. Il mare arrivava qua. Perciò io da qua c'era il mare, ogni tanto il pallone cadeva a mare. E dove inizia il pontile è arrivata la barca. Non è che era lì in fondo, eravamo qua attaccati. E sentivo chiamare Pippo, 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 che mi sono girato e ho detto papà, sono persone che ti stanno chiamando. E mio padre è uscito e è andato in questa barca che ero qua. Io nel frattempo notavo che c'era qualcosa di strano perché li vedevo parlare e notavo delle forme un po' strane. A dire la verità mi sembravano persone morte, la prima cosa. Però poi ho visto che c'era questa statua, che ho capito dopo che era il bronzo, che non era coperta con le coperte come le altre, aveva una rete, perché avendo la lancia e lo scudo usciva fuori, quindi non si poteva coprire. Contemporaneamente è arrivata una macchina con un altro sommozzatore e tutti e 3 o 4 sommozzatori avevano ancora la muta con le mascherine qua, quindi non si riconoscevano in viso perché non si vedevano. Questo è sceso, ha parlato con mio papà e hanno preso questa statua, hanno tolto la rete, sempre lo sguardo di un bambino di 10 anni, e l'hanno messa all'impiedi. Quindi io vedevo questa statua con la lancia e lo scudo e gli hanno fatto le foto della coda, che è quello che escono di sotto, che poi dopo 10 minuti si riscaldano, e una di queste gliel'hanno dato a mio padre. Poi ho visto che per coprirla hanno battuto con lo scammo in siciliano, in vernacolo, della barca per poter togliere lo scudo e la lancia e anche l'elmo per poterlo coprire. Quindi l'hanno a forza di battere la torta e l'hanno coperta. Ma quante statue ha visto lei? Allora, fino a 3 le ho contate, però sotto le coperte c'erano anche forme di leoni. Sembravano cani, leoni, ma sembravano che erano animali seduti, coricati. E allora io per curiosità mi sono avvicinato. Quando mi sono avvicinato ho fatto 5 metri perché, ripeto, il mare era qua. Mio padre si è girato, in vernacolo mi ha detto patti intra, non so cosa to. Fossa, subito intra, perché già aveva capitato il pericolo della situazione. E quella foto che fine ha fatto? Quella foto, amici miei dicono che l'hanno vista appesa al ristorante per un po' di tempo. Io l'ho cercata a casa, ma stiamo parlando di una foto di 52 anni fa, certo. Non è saltata? No, perché sono delle foto delle code che quello che piano piano, ma poi col tempo, dopo 52 anni, scoloriscono, scompaiono.
Ma bisogna fare un passo indietro, all'estate del 68, quando in questa baia si gioca una vera e propria caccia al tesoro. Questa è una zona piena di relitti. Pianissima, ci sono navi greche, navi romane, galeoni spagnoli, aerei da guerra. Infatti qui le prime ricerche sono state fatte proprio dopo appunto tornare da Folco Quilici agli anni 70 e da Jacques Cousteau. Sono stati parecchio tempo qui per visitare il mare e scoprire tutto quello che c'era e secondo me anche i bronzi di Riace. Ma il più ambito fra i relitti in fondo al mare di Brucoli è una nave con il suo prezioso carico. Si parla di un ricco bottino di guerra in viaggio da Siracusa dopo la conquista della città da parte dei Romani. Appena recuperati, emersi dal mare, i bronzi vennero nascosti in fondo al fiordo di Brucoli, in una delle tante grotte che ci sono vicino all'antico lavatoio, e oggi vi mostriamo proprio la grotta che fu il primo rifugio dei bronzi, ed è proprio questa. La catena di intermediari illegali si mette in movimento. Nel frattempo i bronzi sarebbero stati spostati più volte per fare perdere le tracce. Ancora testimoni raccontano che vennero sepolti per un po' non lontano dal convento dell'Adonai, che si affaccia sulla baia, e poi, per sfuggire ai controlli, riportati in mare su un fondale a circa 20 metri di profondità, dove sarebbero rimaste fino al 71, quando la trattativa si conclude. Le statue vengono di nuovo tirate su e imbarcate per la Calabria. È questo l'ultimo viaggio dalla Sicilia a cui assiste il piccolo Bertone. L'indomani, quasi all'imbrunire, Tremonti è arrivata una barca più grande. Li hanno caricati con quella specie di gru che si carica la rete. Li hanno caricati, li hanno messi nella barca, si sono tirati, attaccati l'altra barca dietro e se ne sono andati proprio in direzione Catania. Direzione Catania, ma più probabilmente appunto direzione Calabria. Questa è la prima parte dello speciale sui bronzi di Riace. Abbiamo sentito alcuni dei testimoni, ma sono molti di più, siamo arrivati a 7-8. Perché stanno uscendo, alcuni sono già noti, sono già stati sentiti, ma perché stanno uscendo con più forza adesso, negli ultimi tempi? Ma se è vero che dietro questa storia dei bronzi di Riace, così come scriveva Holloway già negli anni '80, c'è una torbida vicenda di archeomafia, è chiaro, è evidente che non era molto semplice parlare di tutto questo. È una verità sepolta e quindi un motivo di queste resistenze ci deve pure essere. È chiaro che dopo 50 anni i reati sono prescritti, soltanto il reato di omicidio non viene mai prescritto, ma gli altri vengono prescritti. Probabilmente i protagonisti mafiosi di questa vicenda sono tutti morti e quindi magari chi non ha avuto il coraggio di farlo in passato, queste condizioni conferiscono un coraggio leonino mai avuto prima. Poi diciamo che la pubblicazione di questi studi, il rilanciare l'ipotesi siciliana sulla base dei dati scientifici ha dato un po' di coraggio. Esatto, di coraggio. sì. Laura, tu hai sentito anche tanti testimoni, fra l'altro so che hai sentito anche quello che noi chiamiamo il signor Enzo. Che impressione hai avuto all'inizio? All'inizio sono stata molto perplessa, proprio perché la domanda che tu hai fatto al dottore Madeddu era proprio la chiave di volta, cioè perché ti sentiamo un po' piano, Laura, ti sentiamo un po' piano. Perché dopo tanto tempo, ecco, mi okay. senti adesso? Sì, meglio. Perché dicevo che proprio la perplessità era legata al fatto che dopo tanto tempo si parlava per la prima volta, almeno dalle nostre parti, di questa ipotesi siciliana. E l'incontro con il signor Enzo, che poi insomma era quello che ha avuto la confidenza da parte di un boss, perché così insomma ci è stato descritto,
l'approccio da parte mia è stato un po' di sufficienza, devo ammettere. Cioè, Ma la eri un po' circostanza... perplessa all'inizio, ecco. Perplessa sì, ma era talmente circostanziata la sua testimonianza, che è rimasta comunque anche per quanto riguarda il quotidiano La Sicilia Anonimo, perché lui ha chiesto, noi abbiamo rispettato naturalmente la sua volontà, dicevo, era così circostanziata da indurci comunque a ritenerla non solo valida ma soprattutto credibile, e poi da lì si è aperta. Si è data la sura Si è poi a aperto tutte le appunto altre un altro, testimonianze. sì, Adesso ci esatto. arriviamo. Intanto vediamo se potete sistemare l'audio con Laura per chiacchierare più tranquillamente. Entrambi i testimoni che noi abbiamo sentito parlavano chi di 3, chi di addirittura 5 stato. Ecco, che fine ha fatto, ipotizziamo che siano state 3, questo terzo bronzo? Ma su questo terzo bronzo ci sono da tempo delle ricerche che sono state fatte, delle pubblicazioni. Diciamo che uno dei più importanti studiosi che si è occupato di questo è il professore Bragò, Giuseppe Bragò, che ha scritto anche un libro estremamente interessante. Il titolo poi dice tutto, Facce di bronzo, e in questo libro lui ha raccolto una serie di testimonianze, di prove documentali che attestano la presenza di un terzo guerriero in origine. Del tutto simile a questi due. Sì, E dove sarebbe finito? Secondo il professore Bragò, lui avanzò questa ipotesi già nel 2018 a Los Angeles, perché pare che questa vicenda sia stata collegata con Polghetti, quindi sarebbe stato Polghetti. Poi lo stesso Bragò ha pubblicato anche sul suo canale YouTube. Di Polghetti. Il sequestro di Polghetti, e l'acquirente del terzo bronzo sarebbe stato il nonno Polghetti, secondo questa giallo ricostruzione. sempre più intricato, insomma. Sì, perché in questa vicenda lo stesso Bragò pubblica fa un cenno a un pentito. Poi lui credo che non abbia dato tanto conto a questo pentito, però in realtà questo pentito parlava di un collegamento con il sequestro del famoso Polghetti Junior, che venne rapito nel 73 e che in un certo senso sarebbe ricollegabile alla vicenda del terzo bronzo. Che poi è apparso qualche volta anche in una foto questo terzo bronzo, qualcosa di simile. Sì, nel 2018 c'è stata una strana asta di una casa d'aste americana che si chiama Royal Collection LLC di Las Vegas, che a Los Angeles avrebbe messo all'asta questa statua, e in quell'occasione furono pubblicate circa una ventina di immagini di questa statua. Noi non sappiamo dalle fotografie se si tratta di un falso, di una copia dell'originale, questo non si può sapere, si può solo sapere con delle indagini chimiche, però è chiaro che è estremamente interessante. L'immagine è molto riconducibile a quella del bronzo A in modo particolare, e sulla scheda tecnica in inglese pubblicata dalla casa d'aste c'è la descrizione della statua, e nelle prime 2 righe c'è scritto proprio ritrovato nelle acque off coast of Sicily, cioè delle coste della Sicilia. Diciamo che negli anni 70, ma forse anche oggi, i tombaroli, l'archeomafia viveva insomma un momento d'oro, e nessuno, diciamo, esitava ad acquistare anche sotto banco. Forse questo non è ancora del tutto finito. Sì, è esattamente così come dice lei. Quelli erano gli anni di piombo, dove insomma, anni particolarissimi, difficili, eccetera, e quello è stato il momento del grande regno dell'archeomafia, no? Gli anni 70, da questa figura incredibile, questo act, che era questa sorta di cupola, no? Si stava sopra, sì, intermediario, eccetera, sotto i quali c'erano Giacomo Medici, che poi è stato l'unico forse arrestato dal magistrato Ferri, che fu quello che ha più indagato su questa vicenda, e quello che è andato ad interrogare addirittura Marion True, che era il direttore del Polghetti Museum, no? Che sarebbe il museo che ci ha restituito la Venere di Morgantina, e che ha dentro ancora diverse opere sulle quali c'è il sospetto che possono essere provenute dal mercato clandestino di opere italiane. Quindi diciamo veramente un giallo internazionale. Laura, tu facevi riferimento al personaggio, ce l'abbiamo Laura? Sì, ce Eccola, l'abbiamo. sì, a questo personaggio che era in affari con il signor cosiddetto Enzo, lavoravano in Sud America, insomma grossi affari, trattavano partite di zucchero eccetera, e tu parli di questo boss che c'era dietro. Io mi sono fatta più l'idea di una zona grigia, quella zona intermedia fra, in quel caso, la criminalità organizzata calabrese, quindi l''ndrangheta, e la politica, ecco, quella sorta di colletto bianco, ma come dicevo anche nello speciale, degli intoccabili in sostanza.
Certamente il lavoro sporco sarà stato fatto ed è stato fatto in base alla testimonianza non soltanto del signor Enzo, ma anche dalla testimonianza di altri protagonisti indiscussi, direi, di questa vicenda. Quindi il lavoro sporco è stato fatto da manovalanza, la guida, quindi la regia occulta dietro questa operazione grandiosa, perché di operazione enorme si tratta, è stata, diciamo, ha avuto il concorso di più personaggi, mafia, archeomafia, politica e personaggi loschi locali che non sono riusciti, nonostante, diciamo, come dire, nonostante la platealità, diciamo, dell'enorme scoperta, a tenere nascosta non soltanto in quel momento, ma soprattutto in tutti questi anni, questo. Certo, e qualcuno si deve fare delle domande. Abbiamo detto un po' le tracce del terzo bronzo, insomma, che se qualcuno volesse potrebbe anche mettersi un po' a scavare, ma abbiamo sentito uno dei testimoni, Mimmo Bertone, che parlava anche di queste teste di leone o teste di cane. Ecco, lui non sapeva ben distinguere, erano delle forme animali che furono, non si sa più se usare il condizionale o no, perché ormai le prove sono talmente tante che, insomma, forse bisognerebbe parlare, diciamo, all'indicativo, cioè che sono state trovate, effettivamente recuperate insieme ai bronzi. Anche di queste sono rimaste tracce, di queste teste di leone? Sì, questo è un argomento di grande fascino, perché in realtà nel 2012 è stata ritrovata nei fondali di Capo Bruzzano, che si trova di fronte al comune di Africa, è un comune della provincia di Reggio Calabria che dà sulla costa ionica, poco a sud di Riace, e sempre alla stessa profondità, circa 6 metri di profondità e a 80 metri dalla riva, è stata trovata una testa di leone in bronzo che insomma è molto riconducibile a quello che hanno raccontato i testimoni. Peraltro alcune caratteristiche, la lega in bronzo, le caratteristiche della lega, la presenza di alcune traccianti nella lega eccetera, sembrerebbe ricondurli alla tipologia di lega del restauro di uno dei bronzi, il restauro antico mi sto riferendo. E anche in questo caso chi se ne occupò, noi ne abbiamo avuto notizia perché credo che queste indagini siano ancora segretate, però la stampa se ne è occupata, chi ha studiato, il professore Miriello ed altri docenti calabresi che hanno studiato questa testa hanno diciamo, dichiarato in una conferenza stampa che si tratta di una testa che probabilmente era stata prima deposta in un ambiente molto più profondo dai segni che c'erano e poi è stato riportato più recentemente lì. Un po' quindi come il percorso dei bronzi. Ma questa testa è possibile vederla? Sì, certo, credo che noi l'abbiamo pubblicata nel senso, ma dal pubblico? Sì, si trova esposta, io peraltro molto curioso sono andato proprio a vederla quest'estate, è esposta nel museo di Locri, esposta nel museo in un padiglione dedicato, c'è questa Però testa, nessuno con ha nessun nessun riferimento appunto guardi, ai bronzi. mi ha colpito il fatto che andando lì ho chiesto, poi dopo diverse domande, ah sì, la testa di bronzo eccetera, poi quando mi hanno indicato dove si trovasse non c'era nemmeno un cartellino che spiegasse l'origine, che cosa fosse, eccetera. Però un altro regalo del mare, diciamo, del mare di un altro Calabria. misterioso regalo del mare, nella pubblicazione l'abbiamo Ecco, e questa non so vedere. se le nostre telecamere riescono a inquadrarla, siamo un po' lontani, ma comunque è una testa di leone molto levicata dal mare in questo caso. Molto levicata dal mare, perché a differenza dei bronzi si che presume sono... che ci sia rimasta, pensando alla stessa data, 72 di deposizione, è stata poi recuperata nel 2012, quindi 40 anni, in 40 anni è stata totalmente levicata. Questo è uno delle forti prove a supporto dell'idrodinamismo marino che avrebbe comunque levicato anche le altre Ci arriveremo nella seconda parte dello speciale. Intanto, per concludere il capitolo dei testimoni, Laura, tu hai raccolto un tassello importantissimo, perché tu sei entrata in contatto con un testimone oculare di questa vicenda. Esattamente, le testimonianze si sono susseguite, la seconda è stata la meno appassionante. Il secondo testimone con il quale sono entrato in contatto è stato molto reticente, ha prima confermato e poi ha ritratto, ma in ogni caso anche quando ha confermato alcuni tasselli di questa vicenda che confluivano con quanto detto dal signor Enzo, mi ha dato comunque la sensazione che lui sapesse e che non volesse comunque esporsi, nonostante siano passati, come abbiamo
più volte detto, tanti anni. Poi ho Ma che cosa ha intervistato i fratelli assistito Bertoni. esattamente questa persona di cui tra l'altro credo che viva fuori Italia, sì. che è stato testimone Sì, oculare? A che cosa ha assistito esattamente? Questo è l'ultimo. Ha assistito esattamente proprio al recupero delle statue. Questo Da parte testimone di chi? vive Da parte in di Venezuela. chi? Tu l'avevi Da scritto? parte di sommozzatori, ovviamente, sommozzatori perché le statue erano ad una profondità talmente elevata che non potevano non essere recuperate da sommozzatori esperti che si sono, diciamo, avvalsi della complicità di altrettante figure esperte e poi hanno tutto coperto, e questo proprio ha visto, è stato testimone oculare del recupero di almeno 3 statue e ha raccontato appunto quello che all'epoca insomma ha visto e che poi insomma è stato sepolto, diciamo, dall'oblio e dalla complicità mafiosa di tanti personaggi. Altrettanto importante la testimonianza. Sì, dicevi, esatto, Anselmo, militari infedeli. Sì, esatto, si parlava di militari infedeli. Se marinai di leva infedeli, sì, che avrebbero utilizzato attrezzature della Marina. All'insaputa dei vertici, sì. Così Laura ti ha raccontato. Esattamente, esattamente. E poi l'ultimo testimone, anche lui testimone oculare, era all'epoca dei fatti un sommozzatore di leva, anche lui testimone, anzi addirittura nella sua testimonianza tra una confidenza, quindi tra parti diciamo di racconto che lui desiderava non venissero fuori, ha fatto dei commenti abbastanza curiosi sul libro del dottore Madeddu, e lui ha detto: è come se l'avessi scritto io, come se gliel'avessi raccontato io. Ma naturalmente lo studioso Madeddu si è basato su quelle che erano le numerose testimonianze che avvalorano sempre di più l'ipotesi siciliana, fermo restando che le statue appartengono a Reggio Calabria, e come più volte è stato detto non soltanto dallo studioso siracusano che è appunto ospite da voi, che c'è nessun interesse, nessuna pretesa ovviamente di avere le statue da noi. Quindi addirittura si parla perché chiaramente quella del recupero di queste statue, come diceva Laura, si è avvalsa di sommozzatori e anche di attrezzature, quindi diciamo un'operazione che non poteva passare inosservata così facilmente. Ma noi ne abbiamo parlato anche con i pescatori locali di Brucoli. Uno di questi pescatori ci raccontava che in quell'epoca, stiamo parlando della fine degli anni 60, quindi non stiamo parlando di adesso che chiunque raggiunge quelle profondità, e ci raccontava che quelle profondità li raggiungevano solo 2 categorie. O i corallari che arrivavano in quelle profondità ma stavano pochi minuti per raccogliere i frammenti di corallo e salire su di corsa, e poi soprattutto chi aveva il know-how e la tecnologia per farlo, quindi le forze militari, marina militare, insomma, chi aveva questa tecnologia in quegli anni erano pochissimi. Quindi il campo un po' si restringe. Sì, si restringe molto, perché bisogna pensare, insomma, sono state salite da circa 70 metri delle statue che pesavano con tutte le terre interne almeno 300 kg ciascuna, quindi o c'hai una tecnologia all'avanguardia per quell'epoca o un'operazione del genere non sarebbe possibile. Dico, e tutto questo senza che i bagnanti, gli abitanti del borgo se ne accorgessero? Allora i testimoni hanno raccontato che questa operazione fu fatta simulando il recupero di una bomba, perché questi militari infedeli, così detti, erano addetti al recupero delle bombe della seconda guerra mondiale, delle mine. Si chiama Nucleus Dei, che è un nucleo speciale, in quegli anni era un'attività praticata. Abbiamo trovato anche degli articoli sui giornali dell'epoca, della fine degli anni 60, e quindi diciamo era la copertura. Certo, sarebbe stato facile anche fare circondare l'area per non far avvicinare nessuno per motivi di sicurezza, perché insomma, quindi questo è lo scenario ipotetico in cui potrebbe essere avvenuto il recupero, il primo recupero, perché come vi abbiamo raccontato praticamente le statue vennero recuperate una prima volta probabilmente nell'estate del 68, nascoste più volte, nascoste, recuperate, poi nascoste, poi riaffondate per 3 anni, fino all'ultimo viaggio a cui ha assistito il piccolo Bertone, diretto in Calabria, dove inizia un altro appunto capitolo, anche là arricchito da testimoni. Fin qua appunto
i testimoni, che possono essere considerati più o meno affidabili, alcuni nuovi, altri più vecchi che hanno parlato in varie occasioni. La novità di questi ultimi giorni, possiamo dire invece, il sigillo scientifico, perché un team messo assieme appunto fra l'altro da Anselmo Madeddu e con la collaborazione di 6 università e diversi esperti di varie discipline ha messo una prova scientifica. Di questo parleremo tra poco, subito dopo la pubblicità. Bentrovati a questo speciale dedicato al mistero dei bronzi di Riace, con alcuni dei tanti testimoni che in questi ultimi anni sono venuti allo scoperto. Abbiamo parlato del mistero che riguarda il numero 2, 3, tutta questa operazione clandestina, forse una importante operazione di archeomafia. Ma vediamo adesso alla novità, l'ultimo dato scientifico che riguarda un'altra circostanza, cioè i bronzi sono rimasti davvero 2000 anni in fondo nei fondali del mare di Riace. Su questo ormai ci sono più che perplessità. C'è uno studio condotto da 6 università che vedono Catania e Ferrara in prima fila, 15 ricercatori che dicono non è possibile. Ci sono evidenze scientifiche che le statue non possono essere rimaste ai 7-8 metri di Riace, ma sono rimaste per 2000 anni in un fondale molto diverso, argilloso, poco illuminato, esattamente come quello che c'è al largo di Brucoli, fra l'altro ricco di relitti. Allora vediamo insieme la seconda parte di questo speciale e poi continuiamo a commentare con i nostri ospiti. Trova una solida base scientifica grazie alla ricerca condotta da un team di 15 ricercatori di 6 università, in prima fila Catania e Ferrara. La conferma scientifica arriva proprio da questi laboratori, qui dove ci troviamo noi ora, perché l'analisi delle terre di saldatura, cioè quelle terre che sono servite a innestare i vari pezzi dei bronzi, mostrano una somiglianza geochimica veramente sorprendente con delle terre che troviamo nell'area di Siracusa. Innanzitutto, come abbiamo fatto a restringere il nostro campo di ricerca? Perché Siracusa sorge su delle rocce carbonatiche e la ricerca di alcuni affioramenti di argilla è molto ristretta in alcuni settori, ad esempio nella zona dei Pantanelli, chiamata così, è la zona dove sfociano i fiumi Ciane ed Anapo. Ecco, un campione esattamente questo, che corrisponde al livello Ciane 5, una profondità tra i 7 e gli 8 metri dal piano campagna, mostra una somiglianza geochimica veramente sorprendente con il campione US 2227, che è il campione utilizzato per assemblare il braccio del bronzo A al resto del corpo. Quindi questo significa che i bronzi sono stati installati a Siracusa. I ricercatori universitari hanno trovato, per così dire, la pistola fumante, questo pezzo di argilla che ha 500.000 di anni, proveniente dalla zona del Siracusano e che dimostra, al di là di ogni ragionevole dubbio, che i bronzi provengono dal Siracusano. Questo team, tutto assieme, ha sviluppato indagini multidisciplinari, ognuno nella propria tematica, e tutti hanno confermato la stessa cosa. Questi bronzi provengono da profondità elevate, quindi non 7-8 metri, da zone in cui mancava completamente l'ossigeno, quindi di elevata profondità. Le concrezioni sono compatibili con elevata profondità. L'assemblaggio, come ho già detto prima, è stato prodotto a Siracusa. E infine, questi bronzi non possono essere rimasti a una profondità così bassa per 2000 anni, perché il moto ondoso a questa profondità è così intenso che avrebbe interamente distrutto questi bronzi. E in particolare cosa abbiamo studiato? Le evidenze tafonomiche. Le evidenze tafonomiche sono quell'insieme di caratteristiche chimiche, fisiche, ma soprattutto biologiche, nel caso proprio dagli studi miei, che mostrano inequivocabilmente come questi resti bronzei si trovino a profondità compatibili con quelle che sono emerse dallo studio multidisciplinare.
Sicuramente profondità di parecchie decine di metri, da 70 fino a 100 metri. Perché questo? Perché sono presenti delle croste biogeniche, noi le definiamo in tafonomia, cioè croste formate da un carbonato molto ricco soprattutto di serpulidi, come vediamo nelle immagini, che sono dei policheti, degli anellidi, che crescono in condizioni di sciafilia, significa in condizioni di ridotta illuminazione. E la ridotta illuminazione nei fondali marini ha inizio al di là di alcune decine di metri, a 8, 7 metri, 10 metri nei fondali di Riace sicuramente c'è un ambiente molto ossigenato, molto ricco di luce. È merito di questo cappotto marino intessuto sui fondali siciliani se ancora oggi possiamo ammirare dettagli ancora intatti come i riccioli della barba o l'angolo dell'occhio di questi guerrieri. I dettagli che ritroviamo oggi sulle due statue sono così precise e intatti che non si potrebbero conservare ad una profondità così bassa di 7-8 metri, perché il sedimento avrebbe funzionato come una carta abrasiva, avrebbe levigato completamente e distrutto tutti questi tipi di dettagli. Guerrieri, eroi o tiranni. Nell'alone di mistero che circonda le due statue c'è anche l'enigma dell'identità. A dargli finalmente un nome ci prova Anselmo Madeddu, dottore ed esperto di storia, che nel suo libro I guerrieri di Riace ha raccolto una montagna di indizi sull'ipotesi siciliana e fornito finalmente un'identità agli eroi nudi. A distanza di anni torna l'ipotesi siciliana sull'origine dei bronzi di Riace, è un grande puzzle con tante tessere da mettere assieme. Sì, diciamo che l'idea mi venne dalla lettura del testo di Holloway, che per primo parlò di un'origine siciliana e anche del ritrovamento in acque siciliane e che poi attraverso delle organizzazioni criminali queste statue furono portate poi in Calabria per essere vendute all'estero. Quindi se ne parla da tanto tempo, però adesso questa ipotesi siciliana sta prendendo nuova forza. Beh sì, perché io mi chiesi per quale motivo questa ipotesi di Holloway e anche della McCann fu messa da parte, e sostanzialmente il motivo era legato alla nudità dei bronzi di Riace, che è un elemento distintivo dell'eroicità, della divinità. Da lì l'idea di iniziare a fare una ricerca delle fonti letterarie e quindi l'individuazione di questo gruppo scultoreo dell'antica Siracusa, descritto da più fonti, in modo particolare da Claudio Eliano, che descriveva questo gruppo scultoreo dove al centro c'era Gelone all'indomani della battaglia di Imera, che deponeva le armi e le vesti e consegnava il suo mandato nelle mani del popolo, e raccontano poi Diodoro Sigolo, ma in particolare Claudio Eliano, che per questo motivo il popolo lo rappresentò in questo gruppo scultoreo. Sì, la nudità ci sta perché, ripeto, le fonti storiche attestano la presenza di una statua del re Gelone che viene raffigurata. Il testo parla proprio di gymnos, cioè che in greco significa nudo, dopo la morte. Da lì l'idea di mettere insieme i tasselli di tutta la ricerca scientifica archeometrica che era maturata negli ultimi 20 anni, 30 anni, e quindi faccio un esempio dall'analisi radioisotopica dei metalli che ci dicono che provenivano dalla Sardegna e non dall'area orientale della Grecia, o l'analisi geochimica delle terre, eccetera. Mettendo insieme tutti questi tasselli veniva fuori questo quadro molto chiaro che portava verso i Dinomenidi, cioè i tiranni di Sicilia. Uno dei bronzi sarebbe dunque il tiranno Gelone, a cui, scrivono gli storici dell'epoca, ne vennero affiancati altri due. Questo gruppo scultoreo finì poi con ogni probabilità in fondo al mare, in un naufragio dopo la conquista romana di Siracusa. Studiando centinaia di fonti storiche, Madeddu è risalito anche al papà delle due statue. Pitagora da Regge non è un'ipotesi campatenaria. Pitagora era il più importante scultore alla corte dei Dinomenidi. E i Dinomenidi, allora i tiranni di Sicilia, erano probabilmente gli unici che potevano avere in quell'epoca il potere economico e il potere politico di una tale commissione. Quindi diciamo che è un mosaico indiziario dove tutto torna. Il re è nudo, dopo 50 anni anche la verità può venire a galla. Possiamo concludere che i bronzi sono siciliani?
Ecco, io su questo possiamo sicuramente concludere che i bronzi sono siciliani, ma vorrei lanciare per l'ennesima volta proprio un messaggio molto chiaro, che nessuno vuole togliere nulla alla Calabria, che ormai i bronzi di Riace rappresentano l'immagine iconica della Calabria nel mondo ed è giusto che restino a Reggio Calabria, ma è altrettanto giusto rendere giustizia, scusando il gioco di parole, alla verità, perché in realtà i bronzi venivano dalla Sicilia, pur ribadendo che devono restare a Reggio Calabria, la paternità va assolutamente rivisitata da questo punto di vista. E così vi abbiamo spiegato il titolo di questo speciale, Il Re Nudo, perché appunto c'è questo episodio della storia siracusana in cui Gelone si presentò senza le vesti al popolo. È stata, Anselmo, questa imponente ricerca di mettere assieme tutti gli indizi che si sono accumulati. Tu hai spulciato centinaia di fonti storiche e le hai accumulate in questo libro. Sì, il mistero della guerra di Riace, questo libro di 400 pagine che diciamo ha dato un po' il là a tutto poi il resto della ricerca. Anche a quella scientifica. Anche a quella scientifica, sì, perché abbiamo messo insieme ecco, il metodo. Tanti mi hanno sempre contestato: ma tu che c'entri, tu sei un medico, tu fai il presidente dell'ordine dei medici, eccetera, che c'entri tu con l'archeologia, con la ricerca? Allora io ho sempre risposto che in realtà la ricerca scientifica segue una sua metodologia che segue un linguaggio universale, qualsiasi sia l'oggetto. Cosa fa un medico che fa la diagnosi se non quello di fare il detective, cercare di capire partendo dagli indizi che nel nostro campo si chiamano sintomi e segni clinici, per arrivare a una verità, sia essa clinica o essa archeologica o storica, che comunque segue le stesse regole della ricerca. E allora lì, in quel caso, mettendo insieme tutto, le conoscenze scientifiche già esistenti, le fonti storiche già esistenti, arrivai a tirare fuori questa ipotesi su questo libro partendo da Holloway. Qual è la novità che viene fuori da questo studio? All'indomani della pubblicazione del libro iniziamo a lavorare con il professore Cirincione, con tutti gli altri studiosi, quindi 15 studiosi, 6 università, andando a sondare, ecco questa è la pubblicazione che è stata fatta su... che è appena uscita fra l'altro, su un'importante rivista scientifica. Sì, l'Italian Journal of Geoscience, che è una delle più prestigiose riviste del settore, e con questo studio abbiamo sondato sostanzialmente 3 linee di ricerca, una sulle terre di saldatura, una sulle terre di fusione e una sulla deposizione delle statue. Ecco, ci facciamo sono capire bene alcuni dei risultati che vi abbiamo mostrato, ma non solo, perché le discipline sono tante, sì, sono diverse. Dentro abbiamo messo in questo gruppo tante figure, c'è l'archeologo, c'è lo storico, c'è il geologo, c'è il paleontologo, il biologo marino, l'archeologo subacqueo, l'esperto di leghe di metalli, l'esperto di patine di corrosione, eccetera. Tutto questo perché un approccio naturalmente sulle foto dell'epoca sono stati condotti questi studi. Ingrandimenti di foto ad altissima definizione che potesse mettere, erano gli unici testimoni muti di quello che è successo, perché chiaramente tutto quello che si è impresso sulla pelle delle statue sono i testimoni di tutto ciò che è stata la storia posta a fondamento di queste statue. Solo questi testimoni muti ci possono raccontare veramente dove sono state queste statue. Quindi su queste 3 linee, ecco, magari spieghiamo un pochettino meglio ai telespettatori che cosa significa terra di saldatura, terra di fusione, eccetera. Perché abbiamo detto la pistola fumante, la prova scientifica inoppugnabile, appunto quel cilindro di argilla che ha 500.000 di anni, che è stato trovato vicino alla fonte del Ciane e che è esattamente identico. C'era un grafico nello speciale, non so se l'avete notato, che sovrapponeva le due argille e che dimostrava che erano assolutamente sovrapponibili. Cosa vuol dire? Cosa sono queste argille? Vuol dire questo, che queste statue, così come tutte le grandi statue dell'antichità, erano realizzate in sezioni anatomiche, quindi erano 14 sezioni anatomiche che poi venivano fabbricate in un'officina, in un atelier di bronzisti e poi venivano saldate e installate e quindi assemblate nel luogo dove dovevano essere poi installate definitivamente, collocate definitivamente. I restauratori dell'Istituto Centrale del Restauro di Roma scrissero una relazione interessantissima, da qui la curiosità nostra, dove dicevano che c'era una differenza geochimica nettissima tra le terre interne ai singoli pezzi, terre di fusione, e le terre interne alle giunture, quindi le terre di saldatura, quelle che si usavano per fare i perni di terracotta su cui fare i supporti. Ebbene, questa differenza è spiegabile soltanto con la soluzione che sono state fabbricate in un posto e poi assemblate, saldate, installate in un altro posto. Come Ikea, diciamo, che si comprano e poi vengono assemblate. Si è fatta ironia, ma è esattamente così. Quindi c'è una fabbricate chiesa
abbiamo detto in Calabria perché l'ipotesi della paternità è quella studio, mentre la prima linea di ricerca ha confermato che l'origine delle terre di saldatura sono di una cava d'argilla nei pressi del fiume Anapo, quindi installate in Sicilia, invece, come diceva giustamente, le terre di fusione ci riportano non tanto ad Argo, dove si era ipotizzato in un primo tempo, in realtà ci portano sul delta del Crati, in Calabria, quindi a Sibari, che è un dato di estremo interesse, perché in realtà già quel sito era stato individuato dai ricercatori della scuola francese d'Atene, che ha individuato nelle terre di Sibari e nella terriera di Sibari il luogo di produzione dell'Auriga di Delfi, che è un'altra celebre opera, sempre commissione dei Dinomenidi dalla Sicilia. Allora, possiamo spiegare così, semplificando un po' per i nostri telespettatori, le diverse parti realizzate in Calabria, a Sibari probabilmente, poi trasportate a Siracusa e qui assemblate per essere esposte dove? Abbiamo visto una ricostruzione con l'intelligenza artificiale di questo gruppo scoltorio di 3 statue più le teste di leone. Dove sarebbero state collocate? Ci sono diverse ipotesi che i vari ricercatori si è fatto nello studio. Secondo me quella più accreditata è quella del professore Malnati, il quale sostiene che sia il Tempio di Atena, quello più l'Atenaion, no? Quindi quello che c'è all'interno oggi del Duomo, di Piazza Duomo ad Ortigia, per 2 motivi. Uno, perché quel tempio era stato dedicato proprio da Gelone in ricordo della battaglia di Mera, della vittoria di Mera, che era proprio l'input da cui parte il gruppo scultoreo. Secondo motivo, perché Cicerone nel 75 a.C., quando descrive Ortigia, nelle Verrine, quindi la ringa contro Verre, scrive che all'interno del Tempio di Atena c'erano tutti i ritratti dei re, dei sovrani di Siracusa, quindi donario dinastico, santuario dinastico dei sovrani, e quindi questo ci fa capire che molto probabilmente se un posto c'era, quello era il più... quello. Sì. E poi Siracusa fu saccheggiata dai Romani, appunto, credo nel 212 a.C. E qui le compatibilità col luogo, con Brucoli. Certo. Laura, lasciamo stare un po' la storia, torniamo adesso all'attualità. Stai preparando una nuova puntata di questo giallo, e poi mi chiedo, ti cercano i testimoni, ti cercano o sei tu che li cerchi? No, sono stati loro a farsi avanti. All'inizio ovviamente il primo l'ho cercato io, perché insomma avevo visto un'intervista su Rai 3, quindi insomma chiaramente l'ho trovata interessante, l'ho contattato e lui molto insomma si è reso disponibile, tranne appunto per nascondere la sua età. No, qui testimoni, insomma, qualcuno si è fatto avanti e qualcun altro l'ho cercato io. Devo aggiungere che ho anche incontrato la figlia che vive in America dell'archeologo che per primo ha fatto questa ipotesi, e che durante, diciamo, la conversazione ha confermato quanto diceva il padre, cioè lei aveva più volte sentito che il padre parlava dei bronzi di Riace, parlando appunto e ipotizzando il fatto che fossero stati comunque ritrovati a Siracusa. Anche questa è stata una testimonianza significativa, perché lei era una testimone padre, il primo a parlare di questo, di questa straordinaria comunque storia. Altra cosa che va aggiunta: ci sono 7 testimonianze fino adesso, ci sono delle evidenze scientifiche, grazie appunto agli universitari, grazie agli storici, grazie a diverse figure, archeologi, biologi. C'è anche un'inchiesta della magistratura che insomma è stata avviata dai carabinieri e che ancora, diciamo, non ha prodotto risultati concreti. Insomma, ci sono tanti tasselli perché questa storia, questa straordinaria storia dei bronzi aggiunga un altro capitolo in un mistero che appunto è antico di 50 anni, oltre 50 anni. Grazie Laura, diciamo anche che forse i magistrati troveranno un po' di lavoro già pronto, preparato, basta spulciare appunto il libro fra le altre cose di Anselmo. Siamo in conclusione, tu in quell'intervista che abbiamo realizzato proprio sul pontile di Brucoli dicevi i bronzi devono restare in Calabria, fra l'altro con la pubblicazione di questo articolo sei stato chiamato anche dai colleghi calabresi. Come l'hanno presa queste notizie? Ma devo dire che l'hanno presa bene, anche perché abbiamo lanciato un messaggio forte
molto è chiaro. Abbiamo detto, sebbene queste statue, poi la ricerca scientifica, a noi non interessa tanto quello di uno testimoni, sì, ha un grande interesse giornalistico, però a noi interessa l'aspetto scientifico. Adesso l'aspetto scientifico ci dice che queste statue sono state deposte per 2000 anni, non sicuramente a Riace, in un altro posto, e qualcuno ce l'ha dovute portare a Riace. Quindi questa accredita la tesi dell'archeomafia. Ma al di là di questo voglio dire che questo tortuoso percorso, attraverso storie di archeomafia, ha riportato i bronzi nel luogo dove la mente geniale del loro papà, e cioè la mente di Pitagora da Reggio, le aveva concepite. E quindi ecco, in un certo senso viene legittimato il possesso della Calabria, oltre al fatto che rappresentano ormai l'immagine iconica della Calabria. Quindi diciamo che l'hanno presa molto, molto bene. Io sempre dico che Sicilia e Calabria in questo devono essere molto, molto alleate, e nessuno vuole rubare nulla alla Calabria, piuttosto, ecco, lasciami passare la battuta, io mi sorprendo invece, ecco, è molto più calabrese questa ipotesi siciliana di tante altre ipotesi che sono state fatte da qualche studioso calabrese che in nome della Calabria va dicendo da anni che queste statue provengono da Argo o da Atene, e sai, a furia di dirlo, prima o dopo magari il governo di Atene ci chiederà pure e ci chiederà la restituzione di queste statue. Questa è una tesi invece molto italiana, tutta italiana, Magna Grecia e Sicilia, e che trova sicuramente un supporto scientifico. Io dico che se una battaglia bisogna farla, non è una guerra tra poveri, tra Sicilia e Calabria, bisogna fare la battaglia per pretendere la restituzione di questo enorme patrimonio archeologico italiano che ci è stato derubato e che si trova in tanti musei americani. Di cui bisognerebbe aprire qualche porticina in qualche cantinato. Sì. E allora siamo in conclusione. Il re nudo mi ricorda anche la favola in cui tutti sapevano che il re era nudo e nessuno voleva dirlo, fino al bambino che ha detto la verità. Insomma, tante teste di questo puzzle messe assieme. Forse qualcun altro dovrebbe prendere parte anche a questo gioco, mi riferisco a autorità, governo o magistratura, per completare davvero il quadro. Grazie ad Anselmo Madeddu, autore di questo giallo archeologico, Il mistero dei guerrieri di Riace. Grazie a Laura Valvo, caposervizio della redazione di Siracusa del quotidiano La Sicilia. Spero che vi siete appassionati anche voi a questo giallo. A tutti un buon pomeriggio.